Quarto risultato utile consecutivo e l'Olimpica Akragas entra di forza nella zona play-off, anche se a pari punti con l'Albatros Lercara, che sarà ospite all'Estento proprio domenica 27 febbraio. La vittoria conseguita alla Franca di Partinico ha plasmato l'ambiente biancazzurro, che adesso è in onda di elogi ai propri giocatori, tecnico e società, che stanno dando il massimo per raggiungere il tanto agognato sogno stagionale e rappresentato dagli spareggi play-off. Ottenere un piazzamento onorevole potrebbe consentire alla società di ambire alla categoria superiore in caso di possibili ripescaggi. Tra l'altro la città ha tutte le credenziali per poterlo ottenere, ma attenzione, perché si guarda anche e principalmente alla solidità societaria e su questo punto c'è ancora molto da lavorare, anche se la buona volontà non manca di certo. Ed ora una notizia che interessa sempre l'Olimpica Akragas, ma che con il calcio ha ben poco da spartire. Al ritorno dalla vittoriosa trasferta conseguita sul campo del Partinico, i giocatori sono stati protagonisti di un gesto che ha consentito all'intera famiglia di essere soccorsa immediatamente in conseguenza ad un incidente automobilistico autonomo accaduto nei pressi di località Piana sulla statale 115. Un'auto con a bordo marito, moglie e due figli è finita contro il guardrail fuoristrada dopo un testacoda, urtando un pneumatico presente sulla carreggiata. I calciatori che hanno assistito alla scena sono subito accorsi per dare aiuto in attesa dei soccorsi immediatamente allertati. Fortunatamente il bilancio non è stato grave e solo la signora ha riportato una lussazione alla spalla. La prontezza dei giovani biancazzurri ha evitato il rischio che l'auto potesse essere investita da altri veicoli in circolazione. Ed ora occupiamoci di terza categoria. Prima vittoria del campionato per la Virtus Real Monte, che grazie a una gara accorta riesce a violare il difficile campo dello Iopolo. Una partita incerta sino alla fine, che ha visto la compagine di Raimondo Interlandi prevalere nei minuti finali. Sotto di una rete e ad appena 5 minuti dalla fine la Virtus Real Monte è riuscita a pareggiare l'incontro con Natale e poi ad effettuare il sorpasso su calcio rigore in pieno recupero con Vita, autore tra l'altro di una doppietta.